Ciao ciao bambini, anche oggi una storia per voi. Buon ascolto. Che rabbia! Roberto ha passato una bruttissima giornata. Papà dice a Roberto: «Ehi tu, levati quelle scarpe sporche!» Roberto risponde: «Ecco fatto!» Per cena ci sono gli spinaci. Roberto dice: No, non mangio. Papà dice: sali in camera tua, scendi quando ti sarai calmato. Roberto risponde: Non ci penso proprio. Nella sua camera, Roberto sente una cosa terribile che sale. Sale, sale, fino a quando esce fuori all'improvviso. La cosa dice: Ciao, cosa facciamo? Roberto risponde: Tutto quello che vuoi. la cosa dice: Bene, cominciamo da lì. e hop, la coperta vola via con tutti i cuscini. Crack, il comodino. Bang, la lampada. Adesso gli scaffali coi libri. Wow! Poi la cosa si avvicina al baule dei giocattoli. Roberto urla: Aspetta! Ah, quello no! Hai capito? Smettila! Stupido! Il mio camion preferito! Cosa ti ha fatto quel brutto bestione? Non ti preoccupare, ti aggiusterò io. E tu vattene via, cattivo! La mia lampada, ti rimetto a posto. Il mio cuscino, tutto ammaccato. E il mio libro preferito, ti ho tutto sciupato, poverino. Ecco, così va meglio. Ah, tu sei qui? Vieni, che ti prendo. Forza, su, dentro la scatola e non muoverti più. Papà, è rimasto un po' di dolce?